Il Consorzio dei Tagliapiera veneziani ha presentato oggi gli interventi e le tecniche che hanno usato per recuperare a titolo gratuito la balaustra del Ponte di Rialto situata di fronte a Palazzo Camerlenghi. Quando negli ultimi decenni del Cinquecento il Ponte di Rialto prendeva forma, pochi avrebbero immaginato che di lì a qualche secolo sarebbe diventato il ponte più famoso del mondo grazie alle sapienti mani dei tagliapiera, abili scalpellini, scultori e architetti. Fino ad oggi il ponte aveva ricevuto diversi interventi di manutenzione, eseguiti però da mani poco esperte che hanno spinto gli ultimi tagliapiera rimasti a rimboccarsi le maniche, mostrando al mondo intero di quali magie sia capace uno dei più antichi mestieri veneziani. Giovanni Giusto, restauratore e presidente del Consorzio Tagliapiera Restauratori Veneziani, ha spiegato la difficoltà di rimediare ai danni provocati dai precedenti interventi, utilizzando la stessa tecnica che gli artigiani cinquecenteschi avevano messo in atto per la costruzione originaria del ponte. È praticamente una manomissione, nel vero senso della parola, fatta attraverso interventi precedenti da mani sicuramente inesperte o quantomeno da coloro che avevano soltanto voglia di disfare anziché recuperare, quindi tutt'altro che conservazione e restauro. Sono stati debellati praticamente gli elementi originari adottati fin dall'inizio, quindi dal 1590 circa, nella costruzione del ponte. Erano elementi che ci avevano condotto fino ad oggi, quindi che avevano una grande garanzia. E questi elementi sono stati tolti per essere sostituiti con elementi per nulla idonei. Sto parlando del piombo e della calce che sono stati sostituiti praticamente dal cemento. E questo è gravissimo perché un qualcosa che deve essere come una città elastica come Venezia, deve essere elastico, un ponte che va a collegarsi su due sponde contrapposte, va bene, era stata esautorata l'elasticità. Un lavoro quindi che richiede una professionalità non comune che solo i tagliapiera possiedono ancora. Il Consorzio ha deciso di offrire alla città l'intervento che è costato in totale 100.000 euro, in primo luogo per ridare l'originario splendore al Ponte di Rialto, seppur in piccola parte, ma anche per dimostrare a Venezia quanto sia importante l'esistenza di questo tipo di artigiani in una città costruita quasi interamente in pietra. Persone capaci e competenti che con passione fanno il possibile perché lo splendore della città più bella del mondo non si perda a causa dell'usura del tempo. È determinante avere l'esperienza di chi ha fatto, o meglio essere la continuità di coloro che le cose le hanno fatte, come lo sono oggi i tagliapiera rimasti, veri moicani, veri indiani, in città. Eravamo in 5.000 all'epoca dell'edificazione della Basilica di Salute, della sede della Madonna della Salute, oggi siamo ridotti a 5 e siamo in estinzione. Quindi con noi vanno a morire quella sapienza, quella conoscenza di tecniche che attraverso le nostre famiglie, le nostre botteghe ci sono state oggi tramandate e che sono, attenzione, le regole di coloro che hanno costruito la città. Infatti quelli che non ci appartengono sono quelli che sono intervenuti prima di noi, che hanno, anziché protetto il ponte con un intervento risanante, l'hanno peggiorato e quasi addirittura irreversibilmente devastato.